Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge veneta sull'artigianato. Oltre ad aspetti burocratici sulle modalità di iscrizione all'albo e all'istituzione della figura del maestro artigiano, l'obiettivo della legge è la crescita delle nostre imprese del settore. Ora l'artigianato veneto potrà far leva su politiche di sviluppo in un quadro di unitarietà e non più, come in passato, su interventi singoli legati a disponibilità economiche temporanee. Siamo convinti che questa legge quadro possa essere un ottimo punto di partenza per scrivere una nuova pagina per l'artigianato in Veneto, ha commentato con soddisfazione Agostino Bonomo, presidente provinciale e regionale di Confartigianato. La norma regionale ha una dotazione finanziaria importante, 20 milioni di euro. Il prossimo passo sarà la definizione del piano triennale degli interventi. Obiettivi: sostenere i processi di innovazione favorendo l'evoluzione digitale, l'accompagnamento all'internazionalizzazione con percorsi su misura per le aziende artigiane, la formazione quale strumento di aggiornamento per salvaguardare il capitale umano, la promozione di una nuova cultura finanziaria del credito, la creazione di nuove imprese. Abbiamo una dotazione finanziaria che ci dà la possibilità di rilanciare l'artigianato e di essere di nuovo ancora un soggetto che è in grado di creare benessere sul territorio e di occupare. Credo che questo sia un riconoscimento del ruolo sociale che il mondo dell'artigianato ha su tutto il territorio veneto. Confartigianato ha già avviato nei mesi scorsi dei tavoli di lavoro che si sono interrogati su priorità e strumenti che possano contribuire ad una rapida stesura del piano degli investimenti da parte della Giunta regionale.